Sono qui con mister Giuseppe Mione. Mister, oggi una partita equilibrata, però ha avuto la meglio la Super Giovane Castelbuono. Detto questo, state facendo un grande campionato, siete quinti in classifica. Quanto ancora può crescere questo Castellammare? No, deve crescere. Quando arrivano queste partite le interpretiamo così, chiaramente siamo scontenti perché non è che ci aspettavamo di venire a dettare legge a Castelbuono, sapevamo che era un'ottima squadra, però bisogna avere un approccio diverso perché poi perdi una partita eh, e ti mangi le mani per come l'hai giocata, perché due calci piazzati e, e rovini tutto un lavoro che hai fatto. Bisogna approcciarle diversamente e perderle diversamente. Fermo restando che si può pure perdere a girarci col Castelbuono, però credo che ci sia modo e modo. Non mi è piaciuta per niente la squadra oggi. Le prossime gare saranno tutte gare contro squadre che come voi e come il Castelbuono lottano per la salvezza. Questo può essere un elemento aggiunto per questa squadra. Sì, ma assolutamente, noi siamo perfettamente consapevoli del campionato che dobbiamo fare, che la salvezza nel campionato di eccellenza non è facile, che abbiamo finora, chiudiamo il girone d'andata con un buon bottino di punti, ma non significa niente. Se non si cambia atteggiamento, la classifica diventerà sempre più negativa. Se invece si ritorna a giocare con l'atteggiamento che abbiamo avuto fino a qualche settimana fa, ci possiamo prendere le nostre soddisfazioni. Il Natale si avvicina, ci sarà qualche regalo sotto l'albero per questo Castellammare? No, io ho una rosa molto competitiva, non mi aspetto regali, mi aspetto di lavorare duramente perché il richiamo di preparazione è importante, dobbiamo farlo con serietà, mettere i piedi per terra e pensare ai nostri obiettivi. Sono qui con il direttore sportivo del Castellammare Giovanni Castronovo. Direttore, 22 punti in questo girone d'andata per una squadra che lotta per la salvezza, quinto posto confermato. Ehm, Quanto ancora può crescere questa squadra anche dai nuovi arrivi, se ce ne saranno? Ma intanto eravamo al quarto posto ed oggi purtroppo la sconfitta ci ha fatto scendere al quinto posto. Sappiamo che, come dire, siamo in una posizione di classifica ottimale perché il nostro obiettivo è e resta sempre la salvezza. C'è il rammarico perché speravamo di chiudere al quarto posto uscendo indenni da questo campo, però purtroppo la partita oggi è andata male, però riteniamo che nel girone di ritorno dobbiamo blindare intanto la salvezza e con l'aiuto dei nuovi, ma soprattutto con il gruppo che lavora in maniera incessante dal 3 agosto, possiamo cercare di ottenere i punti per raggiungere la salvezza. Ad inizio stagione pensava di essere nelle parti alte nella classifica. No, io a inizio stagione sono arrivato a Castellammare, quindi non conoscevo le potenzialità della squadra. Abbiamo lavorato partita dopo partita, cercando di fare il meglio e abbiamo ottenuto più di quelle che potevano essere le più rosee aspettative. Dispiace perché oggi era quella partita che avrebbe dovuto fare salto di qualità, perché chiudere al quarto posto sarebbe stato, secondo me, meritato e poi anche un nuovo slancio per il ritorno. Non è successo assolutamente niente, purtroppo è una partita, secondo me, giocata anche alla pari col Castelbuono. Castelbuono ha avuto buon possesso palla, però gli episodi ci hanno condannato, perché nel momento in cui il nostro momento migliore prendiamo un gol e subito nel capovolgimento di fronte Calagna prende il palo a portiere battuto e lì proprio capisci che la partita oggi non girerà dalla tua parte. Inizia il secondo tempo e prendiamo sempre un gol su una disattenzione difensiva e poi recuperare sarebbe stato difficile. Onore e merito al Castelbuono che ha vinto, non si accampano scuse. L'unica piccola nota stonata è che a mio avviso, al netto del fatto che non mi va e non parlo degli arbitri, però una partita di quarta contro quinta avrebbe meritato una designazione di un arbitro più di esperienza. Questo al netto della vittoria del Castelbuono che è assolutamente meritata. Noi siamo una squadra giovane, dobbiamo ancora crescere, queste partite ci faranno ulteriormente crescere nel nostro percorso, però siamo soddisfattissimi di quello che stiamo facendo e cerchiamo nel girone di ritorno dove avremo più partite al matranga
perché all'andata abbiamo già affrontato fuori casa Favara, Nissa, Mazzara 46, abbiamo avuto il doppio turno, quindi avremo più partite al Matranga e cercheremo lì di, intanto come dicevo, di blindare la salvezza e poi a salvezza raggiunta cercheremo di arrivare il più lontano possibile, non solo perché lo merita la società e il paese di Castellammare, ma anche per mettere in mostra ai nostri giovani che già qualche società ci ha messo gli occhi.